Ladri scatenati a Roncade nel mirino San Cipriano con 2 razzie in una sera. In un caso scoperti durante la fuga lanciano sassi al nipote del proprietario. Casa razziata anche 2 anni fa. Allo sfogo ci sentiamo impotenti. Macabra scoperta in una zona boschiva di Santa Lucia di Piave. Escursionista con il cane trova il cadavere di una donna. Le indagini portano alla 54enne scomparsa da metà dicembre. Probabile morte naturale, domani l'autopsia. 3 incidenti della notte, il più grave a San Vendemiano, scontro frontale sul cavalcavia, 45enne in ospedale. A Conegliano una donna esce di strada per evitare di investire un gattino. Denunciato dai carabinieri un 33enne, sarebbe responsabile del raid vandalico al Covid Point di Casier del 9 gennaio scorso. Alta tensione durante la perquisizione in casa dell'uomo. Scatta domani intanto l'obbligo vaccinale, scatta martedì l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Nella Marca non sono in regola almeno 20.000 persone e circa 12.000 irriducibili non si vaccineranno comunque. La rielezione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e gli effetti deflagranti sul centrodestra. Pezzi in Veneto, corsa contro il tempo per non far saltare le alleanze. Nella Lega processo alla leadership di Salvini e l'ex sindaco di Treviso non le manda a dire, troppi giochi politici, attacca da parte di chi non è stato in grado di farli. Genitori contro la proposta del sindaco di Treviso di non fare uscire i bambini durante la ricreazione per preservare dall'aria troppo inquinata. Già troppi divieti, dicono, i bambini devono uscire. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque la cronaca in primo piano, un'altra serata, nottata difficile sul fronte delle razzie in casa. Di nuovo una zona colpita, quella di Roncade, nello specifico di San Cipriano. Almeno 4 le famiglie che hanno fatto visita in questi giorni nella zona, 2 ieri sera, e in un caso hanno anche affrontato con dei sassi chi li aveva scoperti. Sentiamo. Perché gli hanno tirato anche dei sassi per farli fuggire. Dopo sono attimi che non riesci neanche a pensare cosa fare, come reagire, anche perché non puoi neanche reagire. È il nipote di Redento, che vive nell'abitazione accanto, che ieri sera alle 8 si è trovato davanti ai 3 ladri che fuggivano da casa dello zio, disturbati dall'allarme, ma già con loro avevano ori e gioielli trafugati. I malviventi lo hanno visto, gli hanno lanciato addosso sassi che sono finiti addirittura dentro la cucina. Esattamente 2 anni fa, come racconta Redento, il nipote se li era già trovati di fronte. Erano entrati in casa sua, gli avevano fatto segno con il dito di fare silenzio. Io ero fuori e rientrare, fare la strada, un'ora in macchina, rientrare, pensi tante cose. A fianco qua abita anche mia figlia, eravamo fuori assieme. Arrivati dai campi e fuggiti per i campi, sono entrati da questa porta sul retro, forzando il gancio, rompendo il fermo della porta interna. Anche i vicini che vivono in questa abitazione poco distante, viste le luci accese, hanno telefonato, ma ormai era troppo tardi. Nella stessa notte i ladri sono entrati in un'abitazione in zona Casonetti. Redento in questa casa c'è nato, ha sempre vissuto senza cancello né recinzioni. Proteggersi con i muri, dice, non serve. Noi siamo impotenti. Adesso vedo di fare un altro sistema di allarme, sentirò l'elettricista, cosa mi consiglia, cosa mi può dire. San Cipriano è stata presa di mira dei ladri anche un mese fa. Ma qua battono spesso, battono spesso. Però entrano dai campi, no. Entrando dai campi chi se ne accorge? La macabra scoperta oggi da parte di un uomo che stava passeggiando con il cane in una zona boschiva a Sarano di Santa Lucia di Piave. Si è poi ritrovato davanti il cadavere di una donna. Immediata la chiamata al 112. Secondo la prima ipotesi si tratterebbe della 54enne del posto che si era allontanata volontariamente dalla propria abitazione lo scorso 16 dicembre senza farvi più ritorno. Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, non essendo state rinvenute tracce che possano far ipotizzare un episodio di violenza. La salma è stata quindi trasferita all'ospedale di Conegliano in attesa della ispezione cadaverica, l'autopsia che sarà effettuata domani come disposto dalla Procura di Treviso. E poi ancora la cronaca, 3 incidenti stradali nella notte, il più grave a San Vendemiano, nella stessa zona, teatro di una tragedia poco più di un mese fa. Uno schianto terribile e le lamiere dell'auto diventate una trappola. Si è presentata così ai soccorritori la vettura guidata da un 45enne originario del Camerun e residente a Pordenone, dopo lo scontro frontale con un'altra utilitaria avvenuto lungo la Pontebana sul cavalcavia a San Vendemiano. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo ancora vivo dall'abitacolo, poi la corsa in ospedale dove l'uomo è ricoverato in gravi condizioni.
Un luogo maledetto. Solo poco più di un mese fa, il 23 dicembre, proprio qui si era consumata la tragedia di Margherita Lotti, la trentenne di Orsago sbalzata giù dal cavalcavia dopo che un automobilista ubriaco aveva tamponato la sua vettura rimasta senza benzina. La giovane era scesa dal veicolo per chiedere aiuto, ma nell'impatto era precipitata sotto. Quello di San Vendemiano però non è stato l'unico incidente nella notte. A Conegliano un'auto ha tamponato una vettura parcheggiata e poi si è capovolta completamente. 3 le persone all'interno che hanno riportato fortunatamente lievi ferite. Infine, sempre a Conegliano, un automobilista per non investire un gattino è uscita di strada. Anche per lei solo lievi ferite. Il raid vandalico dello scorso 9 gennaio, lo ricorderete, la notte tra l'8 e il 9 gennaio ai danni del Covid Point di Dosson. Un 33enne è stato denunciato. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La scorsa settimana i carabinieri hanno dovuto chiedere l'intervento dei vigili del fuoco per aprire la porta all'abitazione dell'uomo per eseguire la perquisizione. Dopo alcuni attimi di tensione i militari sono entrati e hanno trovato nella sua casa l'estintore che era stato trafugato proprio al centro tamponi. Quella notte fu rotto, come abbiamo visto nelle immagini, uno dei vetri della struttura. 2 transenne furono rubate e poi trovate in un fosso, mentre la serratura del container fu forzata. L'uomo è indagato per danneggiamenti e anche resistenza a pubblico ufficiale. Intanto sul fronte dell'emergenza Covid i dati della Marca sono in calo, così come in Veneto, anche se resta drammatico il numero delle classi in quarantena, quindi resta forte il disagio nella scuola. E poi da martedì scatta di fatto l'obbligo vaccinale per gli over 50 e scattano soprattutto le multe per gli inadempienti che, stando ai numeri di oggi, nella Marca sono circa 20.000. Poco più di 24 ore per mettersi in regola. Dal 1 febbraio scatta l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Una platea che a livello veneto conta 160.000 persone, almeno 20.000 nel bacino dell'ULSS 2. Noi ne abbiamo circa 20.000, 22.000 ancora, ma credo che buona parte di questi si vaccineranno. Tenga presente che ci sono tanti positivi, che quindi sono diventati positivi, per cui si sono decisi a vaccinarsi. Ci sarà nella nostra provincia, credo, uno zoccolo duro 10-12.000 persone che sono, tra virgolette, contrarie alla vaccinazione. Per queste persone, se fermate, scatterà intanto una multa di 100 euro. L'obbligo vaccinale per i lavoratori, invece, entrerà in vigore dal 15 febbraio. Da martedì 1 ancora servirà il Green Pass base, almeno per entrare in negozi, poste e banche. Domani il nuovo Consiglio dei Ministri dovrà decidere se prorogare le misure di contenimento da Covid-19, come l'utilizzo della mascherina all'aperto e la durata della validità del Green Pass dopo la dose booster. Sul piatto anche il destino delle discoteche, che potrebbero riaprire già a metà febbraio, in coincidenza con il momento in cui è previsto un significativo calo dei contagi. Previsione confermata anche dai dati trevigiani, che parlano di 2.312 positivi su 100.000 abitanti. Il picco fu 4.290 ricoveri, di cui 20 letti occupati in terapia intensiva. Molte ancora le classi in quarantena. Nella Marca sono 1.900, con una percentuale di positività nella fascia 0-12 ancora molto alta, 31%. E potremo, pensare di calare in modo consistente dal 7-10 di febbraio, in modo tale da poter quindi poi posizionarci verso la fine di febbraio a pochi posti letto occupati e anche alla ripresa effettivamente di buona parte della vita normale, perché credo che con l'inizio di marzo, se continua questo trend, potremmo dire di aver superato il periodo più difficile. Dunque il 1 febbraio, il giorno in cui scatteranno di fatto le multe per chi tra gli over 50 non si è ancora vaccinato, ma il 1 febbraio è anche, lo sappiamo, il giorno in cui, lo ricordava nel servizio Anna De Roberto, sarà necessario il Green Pass base per i negozi, per anche le banche, imposta, e resta il dibattito ad esempio in alcuni di questi negozi, come ad esempio le tabaccherie e le edicole. Uno dei temi più caldi e discussi al momento è l'obbligatorietà dal 1 febbraio di esibire il Green Pass all'interno di edicole e tabaccherie. Questo è quanto prevede l'ultimo DPCM firmato dal Premier Draghi.
E c'è chi è contro. Si perde più tempo a tirar fuori il Green Pass che a rimanere in edicola per acquistare il giornale, dove si perdono circa 5 minuti scarsi. Chi è combattuto? Per quanto riguarda, diciamo, la sicurezza, sicuramente va bene perché diciamo, è una sicurezza appunto che dà a tutti i cittadini. Mentre per quanto riguarda il discorso del lavoro vero e proprio, diciamo, può creare soprattutto a me dei problemi, perché avendo un negozio molto piccolo appunto mi può creare disagi per me e anche per la gente che magari può aspettare fuori. Comunque se le regole sono queste ci atteniamo alle regole, insomma. Ma anche chi è a favore dell'obbligatorietà. Io, come molti miei colleghi, sono favorevole al Green Pass, perché è una misura che permette a tutte le attività di restare aperte. È chiaro che è difficile poi scaricare il controllo sugli esercenti, come è stato per i bar, e per noi è ancora più difficile per la quantità di persone con cui veniamo a contatto ogni giorno. Dovrebbe essere non a nostro carico, così come la sanzione. Invece che i 400 euro al cliente e 400 euro all'esercente, 800 euro a chi non entra senza Green Pass. Penso che se ci sono delle regole sono da seguire per tutti. Quindi se dobbiamo usare il Green Pass lo usiamo. Sicuramente porterà delle difficoltà, si superano. Adesso il fronte delle conseguenze dopo la rielezione del capo dello Stato Sergio Mattarella e soprattutto gli effetti deflagranti sul centrodestra a pezzi in Veneto, una corsa contro il tempo per non far saltare le alleanze. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quanto accaduto ieri non rompe alleanze, non cambia qualcosa nelle alleanze sul territorio? Diciamo che oggi il centrodestra non c'è e dai prossimi giorni dobbiamo ricostruirlo. Come ricostruirlo? Spetta appunto alle persone di buona volontà che hanno voglia di sedersi attorno a un tavolo e condividono principi comuni. Le amministrative sono fra poco però. Certo, quindi sediamoci domani se volete. Fare in fretta e fare subito perché le macerie del centrodestra sono ancora lì, 24 ore dopo il Mattarella bis. In Veneto la coalizione cerca di raccogliere i cocci e se già in passato gli strappi tra quanto accade a Roma e quanto accade in Veneto sono stati ricuciti, stavolta non è facile spiegarlo agli elettori. Anche perché se con Forza Italia il rapporto ormai da tempo non è dei migliori, per usare un eufemismo, in questo caso gli stracci sono volati e volano tra Fratelli d'Italia e Lega. Ma il reset, spiega De Carlo, può e deve essere messo in atto con le elezioni amministrative alle porte. Io credo che in questo momento dove il centrodestra va ricostruito, vada ricostruito sì sulla politica ma anche tanto sui rapporti umani. Siccome io ho degli ottimi rapporti umani con il coordinatore della Lega Stefani, io credo che gente che condivide tanti ideali possa comunque ritrovarsi. È una battuta d'arresto, è anche per noi un motivo di riflessione che io farei non a caldo, perché a caldo siamo tutti un po' incazzati. Discussione ancora più forte in casa Lega con la leadership di Matteo Salvini ormai messa in discussione anche da una fetta importante della base. In queste ore le chat dei leghisti sul territorio ribollono di messaggi di elettori infuriati. Stiamo con la barra dritta. È chiaro che questa cosa non passerà inosservata. Lascerà degli strascichi. Perché è chiaro, è inutile che ce lo raccontiamo, però vedendo come stiamo amministrando assieme in tante città, in tante regioni, ecco, bisogna sedersi e dire va bene, in che direzione andiamo, perché poi ci sono anche delle peculiarità territoriali che non sono uguali in tutta Italia. E Forza Italia? De Carlo ha un'idea precisa che pesa come una sentenza. Su Forza Italia ormai credo che si sia un po' depositata e abbia decantato questa visione secondo la quale ci sia uno spostamento di Forza Italia un po' più verso, non dico il centro, ma quasi in sintonia piena con il PD, quasi fosse un nuovo Nazareno, per cui ci stupiamo molto meno di quello che è accaduto. Ma gli azzurri non ci stanno e rivendicano il loro ruolo. Forza Italia è l'elemento che stabilizza tutto il centrodestra. Abbiamo visto in tanti comuni dove noi portiamo competenze, ma soprattutto portiamo il voto dei centristi, dei moderati. E sono sicuro che troveremo una quadra su tutti i prossimi comuni. Resta il tempo che stringe e la volontà di non far saltare tutto in aria, anche se il botto del Mattarella bis si è sentito come una scossa di terremoto difficile da dimenticare. Io lascerei decantare un po' e poi insomma una quadra la troveremo sempre perché comunque siamo affini
e sappiamo che né noi né loro amministriamo nulla da soli, o meglio in pochissime parti. Credo che una quadra sulle cose che ci uniscono la dobbiamo trovare. Sul Mattarella bis, ma non solo, le idee molto chiare, come sempre, sono quelle dell'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, che non le manda dire al centrodestra e allo stesso Salvini. Tutte le ragnatele politiche erano destinate a crollare, perché forse dipende che i ragni non erano alla grande altezza. Salvini deve anche lui prendere coscienza della realtà e non vivere sull'iperuranio o sulle nuvolette. Questo dico a Salvini. Piedi per terra, imita Gentilini, segui Gentilini. Il centrodestra non è ancora pronto per prendere in mano la gestione dell'Italia e quindi è inutile fare i sogni di gloria. Quindi ognuno deve leccarsi le ferite. Il pragmatismo di Giancarlo Gentilini, ricetta vincente delle sue amministrazioni, non potrebbe essere più chiaro in questo post Mattarella bis. Salvini tessitore improvvido e un centrodestra disintegrato, quando sarebbe stato molto più concreto, dice lo sceriffo, guardare la realtà, la necessità del ritorno del capo dello Stato. Era l'unica soluzione, perché il binomio Mattarella-Draghi non poteva assolutamente essere rotto, perché altrimenti saremmo piombati in una crisi di cui non si conoscevano le risultanze. Ma io ho bisogno di uomini che siano in grado di gestire la res pubblica e purtroppo non vedo altre alternative a Mattarella e a Draghi. Un centrodestra da ricostruire, dice Gentilini, partendo dall'umiltà. Ognuno deve mettere da parte i propri desideri di contare. Cioè, Salvini forse non ha dei buoni consiglieri o lui rifiuta di sentire i consiglieri. Questa è una cosa grave, sai? E poi il giorno dopo il voto di Mattarella, le impressioni dei trevigiani, sentiamole. Certo, era quello che speravo, perché è stato un presidente nei 7 anni che ha governato ottimo. Questo è il fallimento della politica, tante beghe, tanti problemi e poi il prolungare il lavoro e i soldi che prendono. Molto contenti, molto contenti, va benissimo. È un fallimento della politica, ma nello stesso tempo mi fa piacere che sia andato almeno Mattarella, una persona di spessore. Non c'era nessun altro in grado di poterlo sostituire, secondo lei? Io per queste elezioni avrei voluto una donna che ci rappresentasse. Non siamo né contenti né scontenti. Chi secondo lei ha giocato male le carte? Chi l'ha delusa? La sinistra perché non ha espresso sostanzialmente, non ha avuto un confronto con la destra. Sono contenta che sia lui meglio di altre proposte, insomma. Dei nomi che erano emersi, nessuno l'aveva convinta? No. Poco coraggio e secondo me Salvini ha sbagliato un'altra volta la manovra e ha dato adito alla sinistra ulteriormente. È che non si mettono d'accordo, è una cosa vergognosa. Hanno fatto una figura da chiodi, si può dire? È una vittoria per la collettività nazionale, è una sconfitta per tutti coloro che fingono di fare le cose e invece ne fanno un'altra. È tutto un teatrino del patronato. Lei sapeva che sarebbe... No, essere come gli altri stati, Francia, Germania, presidenzialismo e basta. Mattarella secondo me è l'unico presidente che ci può rappresentare in questo momento. E Mattarella si è sacrificato. L'ha detto anche lui che i suoi progetti erano altri, dunque penso che sia una situazione vergognosa comunque. E poi ci sono le categorie economiche che condividono la delusione della politica dei cittadini e condividono anche la soddisfazione per la rielezione di Mattarella, l'unico nome, dicono, possibile.
La rielezione del presidente Mattarella per il paese è una certezza, ma certamente il teatrino che abbiamo visto in questa settimana è sconfortante. Le parole sono di Mario Pozza, presidente Unioncamere, che dall'estero affida a queste righe il pensiero che raccoglie il sentimento di tutto il mondo camerale. Mi sembra che ci sia uno scollamento, dice, tra il paese e i partiti. La frustrazione è mia e delle delegazioni di imprenditori che mi sta accompagnando in questo viaggio. Ugualmente severo il giudizio di Ascom Confcommercio, con il presidente Federico Capraro che oltre alla stabilità chiede ora all'asse Mattarella-Draghi di fare un passo avanti. L'Italia non è riuscita ad esprimere una soluzione politica. La politica perde ancora a causa dei partiti che sono incapaci di fare politica perché in costante campagna elettorale, soprattutto in questo periodo in cui invece c'è bisogno di interventi importanti per il Paese. È una politica che dimostra di offrire alcune garanzie ma di non credere nel futuro, nel rinnovamento, e dimostra di non avere coraggio. Questa è una politica di slogan, ho paura che anche il PNRR stia diventando uno slogan, quando invece le risorse dovrebbero essere impiegate per rimettere mano a questo Paese. Di spettacolo poco edificante parla anche Patrizio Bertin, rappresentante del mondo del commercio veneto. Il ticket Mattarella presidente, Draghi premier è in questo momento l'unico che possa garantire la stabilità di cui ha bisogno il Paese, aggiunge. L'esito delle votazioni alla Camera di questa settimana dimostra ancora una volta la crisi di un sistema politico. E alla continuità fanno appello anche gli artigiani. Mattarella, dice Oscar Bernardi, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, è una garanzia per la governabilità dell'Italia e per l'attuazione delle misure necessarie a far ripartire lo sviluppo. Confidiamo, conclude Bernardi, che il mondo della politica guardi al gesto del Presidente come ad un esempio a cui tendere. Chiudiamo la pagina su Mattarella e la politica, la rielezione del Quirinale. Torniamo a Treviso e torniamo alle parole proprio ai nostri microfoni di ieri del sindaco Mario Conte, che ha lanciato questo appello ai dirigenti scolastici causa l'aria troppo inquinata. Stoppare le ricreazioni all'aperto per i bambini e trovare una soluzione all'interno, ma è una soluzione che non piace a molti genitori che dicono ci sono già troppi divieti per i bimbi. Ricreazioni in classe per salvaguardare i bambini da livelli mai così alti di inquinamento. La concentrazione di PM10 nell'aria registrata dalle centraline ARPAV della città conferma che da 2 settimane la situazione è in continuo peggioramento. Ma la riflessione del sindaco Mario Conte, che potrebbe tradursi a breve con un invito ai dirigenti scolastici a limitare le uscite dei bambini, nonostante i dati parlino chiaro, non trova d'accordo le famiglie, già preoccupate per la situazione che i loro figli stanno vivendo a causa della pandemia. Potrebbe essere una buona idea visto l'alto inquinamento, però poveri bambini, anche togliere quel quarto d'ora. No. Abbiamo tante restrizioni, togliamogli anche quello, mi sembra troppo. È sempre meglio l'aria fuori che quella dentro, secondo me. Questa è la mia idea. Penso che comunque l'aria serva ai bambini e quindi sia importante che facciano la ricreazione anche all'esterno. Comunque stanno all'esterno anche poi nel pomeriggio, quindi un po' di inquinamento in più o in meno non cambia per loro, la soluzione dovrebbe essere in altre direzioni. Mascherine e anni ormai di privazioni continue per i più piccoli sembrano far passare in secondo piano il tema dell'aria malsana, spingendo piuttosto verso la ricerca di un impegno maggiore da parte delle istituzioni. Stanno vivendo un momento disperato, tra mascherine, vaccini e tutto. Andiamo tutti noi grandi meno in auto e andiamo più in bicicletta. Quindi bene oggi la domenica ecologica? Beh, sicuramente dovrebbero essere più spesso e anche magari durante la settimana, non solo domeniche ecologiche, ma giornate ecologiche un po' più spinte. Piuttosto limitiamo il traffico, piuttosto che chiudere dentro casa, dentro le scuole i bambini. E auto che inquinano meno, auto ibride, sovvenzioni per questo. Il problema si risolve alla radice, non tenendo i figli chiusi. Intanto sempre a Treviso si preannuncia battaglia in Consiglio Comunale sul caso dell'ex tipografia Zoppelli di via Pancera. 1300 le firme raccolte da un comitato per evitare che la struttura di inizio del Novecento venga abbattuta. Sono partiti da qualche settimana i lavori di demolizione della ex tipografia Zoppelli di via Pancera a Treviso.
Un'area dismessa da tempo dopo aver ospitato non solo macchine da stampa fino al 1979, ma anche gli sportelli per contratti e bollette telefoniche dell'allora SIP trevigiana. Dal 2005 l'area di oltre 10.000 metri cubi era stata chiusa e dismessa definitivamente. Nel 2020 il progetto di abbattimento e di costruzione di 20 appartamenti di alto livello per un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro. Abbattimento che ha però incontrato l'opposizione di 1.300 firme raccolte da un'iniziativa dell'ex direttore dei musei civici Eugenio Manzato, che sottolinea come l'ex Grafiche Zoppelli è inserito nell'elenco degli edifici storici da salvaguardare nel piano territoriale della regione del 2020 e nel prontuario del piano degli interventi del comune, in questo caso con l'errata denominazione di ex centrale Enel. Quindi per i promotori l'area è l'ultimo esempio di architettura industriale del secolo scorso nel centro storico e monumento ad una famiglia che ha contribuito alla crescita economica della città. Firme e appunti destinati al sindaco Mario Conte. Ma premesso che queste firme sinceramente non le ho mai viste e nessuno è venuto mai a chiedermi di interrompere l'iter della demolizione. La verità è che con il comitato dei residenti mi sono incontrato già un paio di volte e devo dire che ho trovato un comitato assolutamente propositivo e costruttivo che ha voluto dialogare con i progettisti con la nuova proprietà. Comitato di residenti costituito quindi per evitare esuberi nei volumi dei nuovi edifici e non per la salvaguardia tecnica, sottolinea il sindaco, che conclude. Quella facciata che comunque non ha un richiamo storico di prestigio così importante, tant'è che le autorizzazioni sono arrivate da tutti gli enti chiamati in causa. Evidentemente questa è una battaglia meramente politica, forse un po' nostalgica. Credo che ci siano degli immobili che hanno tutt'altro prestigio e decisamente più importante, che vanno tutelati, ma non è certo il caso delle tipografie Zoppelli. Restiamo a Treviso, ma restiamo nella Marca. È stata la settimana che ha visto intitolare proprio ieri a Mattia Battistetti a Montebelluna, ma anche ad Andrea Soligo, a tutti i morti sul lavoro, una panchina, un simbolo proprio in piazza a Montebelluna. E in questa settimana a parlare è stato anche il nuovo prefetto di Treviso, Angelo Sidoti. Il tema appunto è quello degli infortuni sul lavoro. Sicurezza sul lavoro attraverso l'educazione che deve essere insegnata ai ragazzi fin dalla scuola. Il tema della prevenzione degli infortuni sta particolarmente a cuore al nuovo prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, che intende ripercorrere nella Marca quanto avviato nella sua precedente esperienza a Verbania, avviando dei corsi di formazione nelle scuole per rinnalzare la sensibilità su questo tema. Magari sarà mia cura incontrare il provveditore di studi e tutti gli altri enti interessati, sfruttare l'ora di educazione civica per introdurre anche questi temi. Una cultura della sicurezza che passa dai controlli sui luoghi di lavoro alla formazione, ma che deve anche entrare nel comportamento quotidiano di tutti. La sicurezza deve essere un modello di comportamento e di vita nei nostri atteggiamenti quotidiani, ma possiamo anche pensare non solo al lavoro, anche in casa. Moltissimi incidenti sono domestici e ovviamente fanno meno notizia, però anche qualche giorno fa qui in provincia ne è successo uno. È sempre necessario pensare a preservare la propria incolumità. A San Zenone degli Ezzelini in questi giorni un'allerta truffe diramata dallo stesso comune. Ci sono dei sedicenti operatori comunali che chiamano nelle abitazioni. L'appello allora del sindaco. Ieri sera mi arrivano delle telefonate da parte di alcuni cittadini che mi chiedono che tipo di indagini stia facendo il comune, perché una signora sta chiamando i cittadini, specialmente quelli superiori ai 60 anni, chiedendo alcune informazioni. Il problema è che il comune non sta facendo alcun tipo di indagine attualmente. Il censimento è finito poco prima di Natale e nessuna rilevazione da parte degli uffici è in corso. Per questo il comune di San Zenone ha emesso un vero e proprio alert alla popolazione. Attenti quindi a sedicenti operatori alla ricerca probabile di informazioni sensibili. Ci siamo sentiti di divulgare subito questa notizia, questo alert, dicendo ai cittadini di fare attenzione. Perché? Perché
può essere che si tratti di una truffa. Più in generale il consiglio è quello di tenere gli occhi aperti anche su movimenti sospetti. Con il rientro dalle festività sono aumentate le segnalazioni di furti e tentati furti, soprattutto in condomini e garage. Noi come comune comunque ci siamo attivati facendo ad esempio intervenire, spostando gli orari ad esempio della polizia locale, facendoli intervenire anche in orari serali. Abbiamo attivato i varchi per il controllo delle targhe, quindi degli accessi delle automobili e quant'altro che passa in paese. La protezione civile e i volontari, che ringrazio sempre, si sono attivati per sorvegliare il territorio, diciamo, negli orari specialmente notturni. Sicurezza condivisa con le forze dell'ordine e con i carabinieri della stazione di Asolo, che sono sul pezzo, che stanno lavorando logicamente a questo e ad altre emergenze che ci sono. Torniamo nel capoluogo, torniamo a Treviso e parliamo di cultura, parliamo di arte. Concluso il suo impegno con il Comune di Padova, Marco Goldin, proprio ai nostri microfoni, non ha nascosto il desiderio in futuro di tornare con un progetto a Treviso, un desiderio già più volte espresso negli anni. La risposta del sindaco Mario Conte. Le porte della città di Treviso sono sempre aperte, soprattutto nei confronti di quelle persone, di quei personaggi che hanno scritto la storia della cultura non soltanto della nostra città ma in Italia, quindi sono aperte certamente per Marco Goldin, così come per tutti quei curatori che hanno delle proposte importanti da proporre per la nostra città, che ovviamente devono essere sostenibili anche da un punto di vista finanziario. Quindi noi non guardiamo alle persone ma guardiamo alle progettualità, che devono essere certamente di qualità, e da questo punto di vista quando si parla di Marco Goldin non ho alcun dubbio. E poi c'è il secondo aspetto, quello della sostenibilità economica, che in questo periodo è un po' più complicato da gestire, però nel momento in cui riusciamo ad allineare questi tre fattori non vedo perché non ci possa essere un ritorno di Marco Goldin a Treviso, che ripeto è sempre e da sempre è stato accolto a braccia aperte. Senta, voi avete comunque un programma culturale già delineato, anche insomma a media e lunga scadenza. Ci potrebbe quindi realmente essere posto per Goldin? Ma sì, adesso tra l'altro con grande orgoglio presenteremo anche il secondo stralcio del Bailo, che quindi vede consegnare alla città un museo completamente riqualificato e rigenerato anche negli spazi che raddoppiano, quindi ci sarà Santa Caterina messa a nuovo, ci sarà il nuovo Bailo, c'è Santa Margherita che è quel museo meraviglioso che è stato da poco presentato dal Ministero. Insomma, sono davvero tanti i punti di interesse culturale che possono accogliere i percorsi che Goldin ha in testa. Quindi, ripeto, se ci sono delle buone idee, c'è la sostenibilità economica, le porte della città di Treviso sono sempre assolutamente aperte. Parliamo di solidarietà adesso, solidarietà che corre tra Casale sul Sile all'Advar Casa dei Gelsi. L'amministrazione comunale di Casale sul Sile ha donato 2.000 euro a favore dell'hospice Casa dei Gelsi, una somma essenziale per dare dignità alla vita di bambini, donne e uomini meno fortunati. Sono soldi del nostro bilancio, risorse comunali che abbiamo destinato proprio all'associazione Advar per l'attività che svolge nel nostro territorio. Una ventina le persone che ogni anno l'Advar segue solo a Casale sul Sile. Noi abbiamo deciso di fare questa donazione all'Advar perché appunto la nostra amministrazione segue molto da vicino l'attività dell'Advar, così come tutto l'associazionismo sul territorio, perché riteniamo che sia una risorsa fondamentale, soprattutto in questo momento di difficoltà. Le donazioni a causa della pandemia sono in calo, tante sagre e cene per raccogliere fondi sono saltate. Per noi è fondamentale il sostegno da parte delle amministrazioni comunali, come delle associazioni, di tutti quelli che sanno quanto è fondamentale l'opera che noi facciamo nel territorio all'interno della rete locale delle cure palliative. L'Advar lancia un appello al sostegno con gesti concreti per restituire dignità e speranza a chi ne ha più bisogno. Insieme ai comuni di Casale, altri 7-8 comuni quest'anno hanno deciso di darci una mano e questo speriamo che continui, perché per noi viviamo del 60% di donazioni, per cui è importante, ogni singola goccia è importante. Con queste belle parole ci fermiamo qui, vi lascio come sempre al meteo, domani dalle 12 nuovo appuntamento con la nostra prima edizione, arrivederci.
Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Benvenuti al meteo. Pressione in calo sull'Italia, qualche pioggia bagnerà il centro-sud, mentre sul nostro territorio ancora tempo stabile. Vediamo il dettaglio di lunedì 31 gennaio. Sul Veneto alcune nebbie fino all'alba nelle zone di pianura, in dissolvimento poi nel corso della mattinata ma in nuova formazione di sera. Nel pomeriggio invece prevarrà il sole, come vediamo. Temperature minime tra -3 e 1 grado, massime sui 5-8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso stessa situazione, frequenti riduzioni della visibilità al mattino, a seguire però più sole. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 6-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno a -1-4 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.